Professor Dal Paus, idrovia Padova-Venezia, è arrivato il primo stanziamento da parte della Regione, 1,2 milioni di euro, ma il tracciato c'è dal 1985, ecco, lei cosa ne pensa? Beh, io penso che si debba dire finalmente una buona azione, però penso anche che bisognerebbe che questa iniziativa fosse poi sviluppata prendendo in considerazione tutte le possibili funzioni dell'idrovia. Mi preoccupa sentirne nominare alcune e assolutamente ignorare altre che non sono meno importanti. Quali queste funzioni? Ma perché a questo punto rivendico il merito, quando io ho, ormai forse 10 anni fa, suggerito di rivedere la questione dell'idrovia, pensavo fondamentalmente a 4 funzioni. Evidentemente, siccome questa idea mi era nata guardando al problema idraulico del territorio padovano, per fungere da scolmatore delle piene del Brenta Bacchiglione, ma poi anche per svolgere la funzione di canale navigabile per cui quest'opera era stata pensata. E in questo senso è un'opera che può essere facilmente integrata nel grande sistema idroviario padano e sarebbe anche da questo punto di vista un notevole passo avanti, perché si parla sempre di navigazione interna ma poi non si fa niente per agevolarla. Poi però penso che con riferimento a un altro problema di cui mi sono occupato da sempre, questo canale possa fungere come vettore di sedimenti e di acque dolci verso la laguna di Venezia per mitigare i processi di erosione che stanno sconvolgendo la morfologia lagunare. E penso infine che possa essere pensata e realizzata come un'opera che ha un grande valore dal punto di vista ambientale se si sa associare a quest'opera una pianificazione del territorio circostante decente.